giornata importante, la festa degli alberi ormai è una tradizione che si svolge dal 1982 grazie al gruppo degli Alpini di Tarzo. È un momento per le scuole importante, anche io quando ero bambina piantavo gli alberi alla festa degli alberi ed è rimasto per me un bellissimo ricordo e spero che anche per i bambini di oggi questo giorno sia un ricordo e anche un punto di inizio per una sensibilità verso l'ambiente che sia forte e che possano trasmettere alle loro famiglie. I bambini sono entusiasti sempre perché il personale in divisa riveste sempre un ruolo e dà una certa sicurezza. Il personale in divisa che è anche sensibile all'ambiente è un qualcosa di vicino, di vicinanza a loro. E la mia tesi interessava proprio il paese, il comune di Tarzo, perché ci sono olive antiche anche in questo comune. Il comune è piaciuta talmente tanto la tesi che poi ha deciso di sfruttare le aree del comune di Tarzo per piantare olivi in queste zone. Abbiamo piantato 155 olivi, tutti di varietà autoctone. Il progetto è quello di produrre proprio olio del comune di Tarzo. Capogruppo è una giornata, quella della festa degli alberi, che si svolge ormai da circa 40 anni in paese, gli alpini sempre in prima linea. Sì, siamo da 40 anni squali che facciamo, sono dall'82 ufficiale e prima era iniziata dal 78 non ufficiale comunque, però sono 40 anni squali che si fa la festa e ogni anno con la partecipazione del comune, la banca che ci dà un aiuto per il didattico della scuola e si fa sempre così, insomma è una cosa che si fa da anni e si pensa di farla ancora comunque. Una festa, una giornata di festa con i ragazzi delle scuole elementari, con i loro insegnanti, proprio per ricordare l'importanza che hanno gli alberi nella nostra vita quotidiana. Ma oggi, diversamente dagli altri anni, oltre che piantare degli alberi, degli olivi, perché comunque ci stiamo focalizzando anche come comune nel piantare questo tipo di pianta, abbiamo fatto vedere ai ragazzi anche come si svolge una potatura e stiamo lavorando soprattutto con i giovani proprio per dare dei segnali forti proprio per l'attenzione verso l'ambiente e verso la natura.